Buongiorno da Portoviro, buongiorno da Leandro Maggi, l'assessore alle infrastrutture e vicepresidente regionale del Veneto Elisa De Berti, presente ieri all'incontro organizzato nel centro visitatore di Portoviro, ospite dell'ente Parco del Delta, per parlare di ciclovie e per parlare dei progetti delle ciclabili e il loro cronoprogramma. Assessore De Berti a Portoviro, penso qua in Polesine, questo ci fa piacere. Oggi parliamo di piste ciclabili. Per l'amministrazione della regione è una delle priorità. Come siamo messi? Allora, oggi parliamo di ciclovie nazionali. Questo è l'ultimo di una serie di incontri che ho voluto fare nelle province interessate dalle ciclovie di interesse nazionale per fare il punto della situazione con i sindaci, giusto per uscire da quelli che sono solo i tavoli tecnici, ma anche avere un confronto diretto con i sindaci. Nel Delta del Po parliamo di due ciclovie di interesse nazionale, sia l'Adriatica che l'Avento, la Venezia-Torino, quindi parliamo di 100 km per la Venezia-Torino e di 66 chilometri che interessano il Veneto per l'Adriatica. Due ciclovie molto importanti, due ciclovie che hanno una rilevanza appunto a livello nazionale, che possono essere un grande ed importante volano per la promozione di questo territorio che è meraviglioso, e sul turismo, soprattutto sul turismo ciclabile, è sicuramente una delle fonti di promozione di questo territorio su cui vale la pena puntare. Abbiamo inaugurato pochi mesi fa il passo barca tra Rosolina e Porto Levante, perché anche il binomio bici-acqua sta funzionando bene, come già da anni abbiamo visto che funziona molto bene anche il binomio treno-bici. Dobbiamo solo continuare su questa linea e il territorio si presta molto. Cronoprogramma? No, cronoprogramma, abbiamo due lotti funzionali finanziati per tutte e due le ciclovie. Entro fine anno possiamo andare in gara e se sul PNRR il governo non farà scherzi di finanziamento, di definanziamento, ma confido che se le risorse verranno definanziate e vengano sostituite con altre fonti di finanziamento, a settembre Veneto Strada è pronte per andare in gara, e oggi vedremo su quali lotti insieme agli enti locali.